Presidente, una grande festa per un settore che comunque è molto trainante per l'economia della regione. Beh, intanto abbiamo trasformato area di festa in area di festa, area di Friuli Venezia Giulia, e devo dire che è un risultato un po' di sistema in qualche modo. Abbiamo messo insieme il consorzio del prosciutto di San Daniele, 12 comuni, e abbiamo realizzato questo festival che è stato definito AgriRock con l'ambizione di avere una caratura nazionale e internazionale. Non mancano gli ospiti della cultura, dello spettacolo, gli scrittori, insomma abbiamo davvero fatto un parterre molto importante, e devo dire che questo evento si qualifica tra i migliori eventi del Fuori Expo, dell'Expo nei territori per il 2015. Vicepresidente, che cosa vuol dire per l'attrattività del Friuli Venezia Giulia questo programma rimpolpato per Area di Festa che diventa Area di Festa FVG? Quest'anno Area di Friuli Venezia Giulia è la sintesi, esattamente la sintesi di quello che è questa straordinaria regione. Abbiamo tutte le nostre bellissime colline, la nostra biodiversità, le nostre specialità agroalimentari, la capacità di attrarre un turismo lento che non significa un turismo minore, ma anzi significa un turismo di grandissima qualità. E qui in questo spettacolare paese che è San Daniele, degustando del prosciutto straordinario conosciuto in tutto il mondo, pensate che in 36 paesi del mondo viene esportato il San Daniele. Qui abbiniamo anche cultura, abbiniamo anche musica, teniamo assieme insomma quello che è il nostro territorio. Allora Area di Friuli Venezia Giulia è veramente il nostro biglietto da visita rispetto all'Expo, rispetto alle tante delegazioni che stanno venendo nella nostra regione, che stanno apprezzando quello che il Friuli Venezia Giulia mette a disposizione di un turismo intelligente, di un turismo interessato e curioso soprattutto.